Tutto in una notte o quasi, più o meno il tempo impiegato dalla lettera indirizzata al primo cittadino a passare dalla scrivania dell'assessore Marco Dal Ponte a quella del sindaco Oscar De Pellegrin, nella quale si comunicava la decisione di restituire le deleghe per evitare alla Giunta ulteriori imbarazzi e ripercussioni sull'attività amministrativa, dopo che il figlio era risultato tra i giovani coinvolti nell'aggressione a un cittadino egiziano avvenuta a Belluno lo scorso marzo. Mercoledì è arrivata la risposta del sindaco Oscar De Pellegrin, che ha respinto le dimissioni dopo un confronto con la maggioranza e motivata dalla convinzione che le responsabilità personali non possono essere trasferite ai familiari. Il primo cittadino ha ribadito la condanna per l'episodio di violenza e la vicinanza alla vittima, ma ha sottolineato come la vicenda non riguardi l'operato amministrativo dell'assessore, confermando la fiducia nel lavoro svolto da Dal Ponte in questi 4 anni di mandato. Dal Ponte ha fatto dietro fronte, rimettendosi subito al lavoro, ma le tempistiche hanno destato non pochi sospetti. Rumors interni confermerebbero che l'iter delle dimissioni sia stato deciso a tavolino proprio per tentare di salvare il salvabile a 1 anno dalla scadenza del mandato. Sia come sia, si chiude così, almeno sul piano politico, l'ennesimo periodo di forte tensione a Palazzo Rosso. Resta aperto invece il percorso giudiziario legato all'aggressione in via Loreto, sul quale proseguono gli accertamenti delle autorità competenti che hanno già sanzionato i 6 ragazzi con altrettanti provvedimenti di daspo urbano per la durata di 1 anno.